Sempre con che telefoni, Maria, tu vai a chiamare il dottore da ora che aspettiamo! Sì, che aspettiamo, sta buono, un attimo. Basta che mi visita prima che moro, non mi tocca fare a fine di Renzo Manine. Chi? Renzo Manine! Ti conosci? Conosci Renzo Manine? Basta stare, il signore, per piacere, cosa c'entra il signore con Renzo Non ti Manini? conosci Renzo Manine? Dove siete? Non ti sei mica da parte quanti? No, sono di Mestre, È Mestre. Renzo Manine! Ma chi sei Ma Renzo non lo Manini? conosco Renzo Manini, Quello da scusi. Casa Peotta! Ma non, se non sono di qua, come faccio a conoscere Renzo Manini? Renzo Chi è? Manine era quello di Casa Peotta ormai 40 anni fa, sarà passato. E ora, 40 anni fa, prima Casa Peotta, io ho ancora tutti i skate, tutti quanti, e lei scappa, lei andava via con tutti i skate, e si ha portato via tutti quanti. Ah, Renzo Manini. Renzo Manine! Ah, ho capito. E casa qua sua moglie con 4 fioi, io si scappa con una cubana e con tutti i skate. Hai capito? certo. E le andava a Cuba, le andava, e dopo lei le dei mezzo brutti giri di droga, sappi a me, e la moglie anche la cubana incinta di 12 mesi. E lei scappa via e torna in Italia, ma no, qua se noi andava, le andava in base a Italia, le andava a stare tipo a cosa a Pompei, le andava, conosci Pompei? Sì, sì. Ti conosci Pompei? Sì, sì. Tutti conosce Pompei, no? E ora quando arrivi davanti a chiesa di Pompei, non c'è che a rotonda quei palazzi nuovi a destra che è presente? È presente a Pompei? Sì, ma no i palazzi vicino alla rotonda, Io scusi. cosa per dire che conosce Pompei che non mi ha presente a chiesa? Ma uno conoscerà Pompei antica, mia conoscerà la rotonda della chiesa di E Pompei. tutti che va a vedere che i 4 ruinassi nessuno va a fare dopo. Ma dove sta detto? Adesso va a stare Pompei fatalità, no? E ora a Casa Peotta intanto si è organizzata, si andà in gita un anno, dove si andà? A Pompei. E a trovare Renzo. E anche da Renzo Manine. È un genio anche a Renzo andare. Dove sappia io appena che si è visto si è occhiaia a cantarsi a capo proprio stecche e Renzo che ne ha mandato 4 in ospedale e gli era un uomo grosso cattivo e i capi tu fai si dai in ospedale e dopo si riuscì a arrestarlo e poi si è portato in galera 30 anni in carcere sta e gli ha dato solo 3 anni ma in galera batteva tutti quanti cattiva condotta che sta in mezzo carcere e gli è fuori l'altro giorno da carcere e fa ictus subito! Se fa fatto ictus, morto subito sul colpo! E è morto e fa il funerale domani mattina! Mi avrebbe piacere andare a vedere tanto una brava persona. No, Scusa. Povero Renzo. Benvenuti a Call Center Cortesia Speciale Natale. Sentiamo che sfigato abbiamo in linea questa sera. Prego. Salve, mi chiamo Francesco, ho 35 anni Ciao. e volevo un consiglio. Sì, dimmi. Vorrei fare un regalo per conquistare una ragazza che ho conosciuto da poco. Ah, bene. Sì, ma sono proprio innamorato, proprio Sì. tanto. Allora volevo farla sognare a occhi aperti. Sì. Però non so cosa regalarle. Sì, ma oddio, come faccio a rispondere? Dipende, quanto vuoi spendere? Ma possibilmente poco. Ho capito, ma più o meno? Meno. Dammi un'indicazione di prezzo, fammi capire. Non... Non so, insomma, sono anche disposto a pagare, per carità, anche 10-15 euro, Ah, te sei proprio innamoratissimo ti Francesco della femmina? Sì. Sta attento, mi pare una cifra un po' poco propensa al fatto che lei dopo ti dia qualcosa in cambio, capisci? Allora il discorso è che una femmina bisogna che te investi. È come un mutuo, una femmina all'inizio te spendi tanto, ma dopo col tempo te paghi sempre mago, capisci? Ecco, una roba... Cosa potrei fare? Ma cosa potresti fare? Se fosse ti porterei in un hotel a 5 stelle che faria trascorrere un'atmosfera indimenticabile con un letto pieno di petali, una bottiglia di spumante che usa se no mi smerda e coperte e fare trascorrere una meravigliosa notte d'amore. Ha ragione, devo spendere una notte d'amore bellissimo. Sì. E poi? E poi dite tutto amico che hai da fare, mettici la fantasia. Ma dico, mi dia un consiglio, lei cosa fa di solito dopo una notte d'amore? Non so, tipo per esempio le porta la colazione a letto? No. Vi fate una doccia insieme? No. Mi chiede di ricominciare? No, dopo una notte d'amore di solito torno a casa, se no mia moglie si preoccupa. Lei è un grande, arrivederci. Grazie, arrivederci. Pronto? Chi abbiamo in linea? Sommi, Miki. Miki, indovina. Sei la Ines, mia moglie e il mio grande amore? E tuo grande amore ti ero di ascoltarti Sì. Duilio. E sento la differenza fra te e un cancro. No.
Neanche a me, papà. Buon Natale a tutti. Faccio un salto a casa.